a partire dal comitato che appunto lotta contro Cadelbue. Il Partito Democratico ha tenuto oggi una conferenza stampa. Andiamo a sentire quello che ha dichiarato il consigliere regionale Franco Bonfante. È il de profundis per Cadelbue e potremmo dire che è una sconfitta bruciante, dato che si parla di inceneritori, l'ennesima sconfitta bruciante per il sindaco Tosi. Lui ha puntato molto su questo, oggi il TAR del Lazio ci dice che non è possibile, ma se si leggono le argomentazioni della sentenza si capisce che non c'è più nulla da fare. Quindi è inutile che facciano ricorsi al Consiglio di Stato, tutte queste cose qua, è solo un tentativo per diluire ulteriormente la questione, per non affrontare il tema del risarcimento danni che purtroppo i cittadini dovranno sopportarsi a carico di AGSM e del comune nei confronti della ditta che ha vinto l'appalto. Non c'entra niente neanche la regione, è inutile che diano colpe a regioni o cose del genere, non c'entrano assolutamente niente. È stata fatta una scelta politica sbagliata sin dall'inizio ed è un peccato, perché se 6 anni fa si fosse cominciato a ragionare sul potenziamento della differenziazione dei rifiuti e su una piattaforma che lì poteva essere realizzata, oggi non saremmo in queste condizioni, mentre oggi il mercato è stato coperto da altri, privati in particolare, ma non solo. E torneremo naturalmente domani su questa vicenda di Cadelbue. Parliamo ora del caso Report. Ieri